Prima di tutto cosa si intende con biodiversità e come mai è così importante per noi? La biodiversità è la ricchezza della vita, quindi è l'insieme di tutti gli esseri viventi, le specie, piante, animali che popolano gli ecosistemi. Noi facciamo parte della biodiversità e non è soltanto importante, è essenziale perché è quella che ci fa respirare, che ci dà l'acqua, che ci dà la fertilità dei suoli e quindi è essenziale per la nostra vita e sta calando drammaticamente. Ma i più disfattisti dicono che ormai siamo al capolinea, non c'è più un punto di ritorno perché abbiamo già esaurito le risorse del 2022 e stiamo sfruttando quelle del 2023, vero? È vero che stiamo sfruttando già diciamo, succede verso la fine di luglio che abbiamo smesso di tutte le risorse di un anno, però non è vero che non si può fare nulla, si può ancora fare tantissimo, si può proteggere di più la biodiversità, aumentare le aree protette e questo dimostrerebbe una possibilità di rallentare la perdita di biodiversità, quindi possiamo ancora fare tantissimo riducendo i consumi. Si prende coscienza di un problema quando è troppo tardi, in questo caso potevamo trovare una soluzione prima, potevamo trovare anche qual è stato il motivo reale che ci ha portato tutto questo o non era possibile evitarlo? No, era possibile evitarlo, assolutamente. Noi abbiamo questo grosso problema, affrontiamo tutto come se fosse un'emergenza. Anche la siccità di questi giorni pensiamo che sia una calamità, qualcosa di imprevedibile, di ineluttabile, no, non è assolutamente così, era stato previsto, lo sapevamo, è piovuto un quarto di quello che piove normalmente in montagna, non c'è fusione solita della neve estiva, manca l'acqua, lo sapevamo già, queste sono tutte conseguenze previste del cambiamento climatico, quindi dobbiamo smetterla di ragionare soltanto in termini di emergenza e capire invece che dobbiamo ridurre le emissioni, ridurre i consumi in modo da uscire da questo problema tra 10-15 anni. Quindi come possono aiutarci nel concreto la scienza e la bioetica in questo? Perché sono collegate in un certo modo. La scienza non può decidere da sola, però è fondamentale perché ti dà le informazioni per decidere, quindi non è che deve sovrapporsi alla politica, deve dare alla politica le informazioni in modo che poi i politici possano decidere in modo responsabile e lungimirante. Un altro aspetto molto importante della scienza è che ti dà dei modelli per capire, per prevedere ragionevolmente cosa succederà nei prossimi anni e non farsi trovare sorpresi e impreparati tutte le volte, quindi imparare a ragionare con lungimiranza.